benvenuti in un nuovo video sul canale di Shark Racer. In questo video praticamente è il primo effettivo video 2022 con la moto che ho appena fatto la revisione. Oggi sono partito presto e quindi ne ho approfittato per fare anche un giretto e fare la prima prova video da pubblicare poi sul canale. Come sempre ringraziamo GoPro se riesce a fare video, e se non riesce immaginate cosa potrebbe accadere, ma vabbè, intanto questo è un test come gli altri, in realtà quasi tutti, perché non si sa mai se alla fine finalizza il video oppure no. Comunque dai, sono molto contento perché il primo giro è il primo giro, cavolo, cioè che cavolo. E niente, oggi in questi giorni c'è stato comunque del tempo un po' avverso e quindi le temperature si sono abbassate abbastanza molto, quindi c'era un po' freddino, però vabbè, con l'ausilio del sottotuta devo dire che sto bene comunque per adesso. Però sì, non sono salito ancora su tanto in montagna, quindi non ho idea poi di come sarà lì, e a breve ci saranno comunque dei cambiamenti anche alla moto, piccolo spoiler, nel senso che comunque vedrete non appena avrò finalmente cambiato queste gomme, e da come mi hanno detto, insomma, c'ho ancora un po' di vita ma non tantissimissima, quindi sono prossime, diciamo, sono prossime ad andare. E questa strada la conosciamo già, ma visto che è il primo giro comunque, ma sì, cioè ci sta bene comunque. Qui è dove praticamente sono venuto con Leo HSQ e i suoi amici, e un suo amico praticamente è caduto giù nel dirupo, praticamente come se fosse questa curva qua che c'è il buco lì del guardrail, lui proprio lì è riuscito a cadere giù praticamente, perché comunque sì, c'era una macchina che stava venendo su e ha preso paura, ha scivolato un attimo con la moto e purtroppo è successo. Insomma, sono cose che non sono mai belle quando capitano, ma per fortuna non si è fatto del male. Se volete vi linko comunque il suo video in una scheda oppure in descrizione senza problemi, che però all'epoca io avevo ancora il 636, non avevo ancora il mio amato Zeus 1000 cc, e quindi era un'altra cosa, ma comunque vabbè, su questo passo comunque, essendo che è abbastanza corto, scorrevole, comunque con le moto di bassa cilindrata si va un po' meglio in realtà. Adesso poi che ho cambiato corona, pignone, catena a Zeus sento un po' la differenza, ma cioè, devo farci la mano ovviamente. Mi aspettavo di trovare un po' meno gente che ci fosse qui sopra, perché ultimamente c'è stato freddo con tutta la pioggia che è venuta giù in questi giorni, e anche se siamo ormai a giugno le temperature non si sono ancora stabilizzate. Adesso oggi siamo sui 23-24 gradi penso, non di più, e alla fine è molto, cioè c'è quasi freddo addirittura, ma vabbè, insomma, presto tanto arriverà il caldo che tutti si lamenteranno, quindi godiamoci questo freschetto finché c'è. Come aggiornamenti poi ultimamente sono comunque abbastanza a casa, gioco principalmente a Genshin Impact, poi Ant Showdown, e
poi Smite e ogni tanto Red Dead Redemption 2, e che non mi sponsorizzano per dirlo, sappiatelo, però non mi dispiacerebbe che accadesse, specialmente Genshin Impact, che sta andando veramente comunque abbastanza bene come gioco eccetera, anche se adesso ha avuto un po' dei ritardi per le uscite delle prossime patch, e tutti quanti stanno aspettando un nuovo personaggio con il bow, cioè quindi con l'arco, che è un arco d'acqua, elemento acqua, e il personaggio si chiama Yelan, e come tutti i personaggi più o meno abbastanza comunque rotto. I cavalli. Chissà se si è visto nel video, non lo so. Qui siamo a Ferrara di Montebaldo, che sto andando verso il Brentonico, un giro comunque sempre piacevole e bello, nonostante che alla fine poi diventa sempre quello. Comunque è un bel posto, veramente merita di essere visitato, perché a parte Madonna della Corona ci sono comunque un po', cioè è veramente un bel posto comunque, tutto sommato. Per adesso comunque il feeling è molto buono, nonostante la temperatura eccetera. Mi è appena volato addosso un insetto non identificato. Piace tanto alcuni pezzi, si vede poi che c'è quel briciolino, sabbietta, sassetti a volte, che non è proprio tanto rassicurante da staccarci lì. Purtroppo la strada andrebbe spazzata, ma è impossibile, cioè, è una cosa impossibile. Però se trovi sporcizia, robe così, nel senso ti aiuta di certo a perdere grip ed avere spiacevoli sorprese, spiacevoli cose. Quindi per strada, mi raccomando, state molto attenti ai limiti della strada, ma soprattutto a tutte le cose che possono recarvi problemi, come appunto il briciolino per strada o come prima che ho passato della gente con il cane, magari il cane prende paura, cioè bisogna stare molto attenti a tutto. Oppure non so, un cervo che attraversa la strada, che è difficile perché mi sente arrivare da 40 km, però non si sa mai, ecco. E che ho anche la moto con la marmita tutta originale, perché se non ce l'avessi
avessi tipo la Karpovic, minchia, mi sentono altro che 40 km di più, cioè, anche a 100 km di distanza mi sento arrivare, che io dubito che qualcosa mi attraversi la strada, cioè, dopo tutto il casino che farei, cioè, però mai dire mai, ecco. Qua tagliano l'erba, quindi la sporca, grazie. C'è proprio freschetto comunque, Boghetto, freschetto, ghiaccio, menghia, allogio, curvettissima a destra, di lunga percorrenza, nessuna persona all'orizzonte, ecco uno, stranamente. Mi ricordo, sì, il medico. Questi bivi sono sempre che a volte ho paura di sbagliarmi in strada e di perdere quindi i posti più divertenti da fare. Adesso a breve arriviamo sul luogo dove ho fatto il set fotografico con i tronchi di legno, e cercherò più o meno di dirvi esattamente dov'è, andando a sentimento appena lo vedo. Che nero che è qui, l'asfalto, solo questo pezzo, peccato, se fosse tutto così, molto meglio, invece no, guarda, già riparte con quello vecchio qui, mannaggia, che sfortuna, ragazzi, zie belle, mamma che freschetto, che freddino, Dio mio, che mi entra un po' di aria da. Cioè, potrebbe addirittura appannarsi la visiera qui. Freschetto, madonna, con questi rapporti comunque sì, ha un po' di più facilmente sottocopia di prima. Insomma, no, che cavolo. Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!